L'obiettivo è quello di creare una cabina di regia che permetta di individuare i principali problemi che affliggono il territorio ed anche le soluzioni attraverso una strategia condivisa. Così la Chiesa Agrigentina, con in testa il cardinale Francesco Montenegro, ha organizzato un incontro tra amministratori ed istituzioni. Se qualcosa ci ha spinti a muoverci è perché mi è arrivata una lettera della CGIL in cui diceva: perché non incontrarci, perché non ritrovarci insieme, tenendo conto che io non ho interessi particolari, né interessi di partito, né logiche diverse. Il mio interesse unico è l'amore per questa terra. Non sono agrigentino, è da 10 anni che sono ad Agrigento, ma vi assicuro che questa terra la amo e quello che mi interessa è che questa terra possa crescere. Quando dico questa terra non è solo la città, ma io guardo, leggo i giornali, vengo a sapere anche attraverso le diverse attività tante cose che succedono anche nei paesi. E quell'appello che mi è arrivato l'ho sentito davvero come qualcosa che rientrava nei miei doveri, perché potreste dire: tu fatti il vescovo, ditti messa, ma noi non c'entriamo. Però se davvero questa terra l'amiamo, e credo che se riusciamo a realizzare una rete di solidarietà, perché voi avete 1000 problemi che i vostri paesi, i vostri comuni vi portano, io ho i miei problemi di una Chiesa che deve andare avanti, ma credo che la cosa più importante è saper mettere in comune problematiche, e qua non troviamo le soluzioni, ma qua possiamo trovare solo impegni da prendere guardando avanti. E il nostro dovere non è soltanto il mantenimento di quello che adesso stiamo facendo. Mentre manteniamo una realtà dobbiamo guardare il futuro. E Agrigento vuole un futuro. Da parte dei sindaci in particolare è stato rivolto un accorato appello alle istituzioni locali, in primis alla prefettura, affinché non vengano lasciati soli davanti alle varie emergenze che si trovano quotidianamente ad affrontare a fronte di risorse economiche limitatissime. Quanta progettualità abbiamo messo insieme negli anni, quanta ricchezza anche di progettualità, però poi molte volte ci si fermava al primo cancello da oltrepassare. Conoscerete tutti la barzelletta di Pierino, no? Che aveva da sorpassare o da scavalcare 100 cancelli, di fronte al 99esimo poi tornava indietro, ma noi manco al terzo arrivavamo in molte circostanze, perché poi ci facevamo prendere dall'amore di parte per determinate problematiche e lì ci si fermava. Credo che dobbiamo sentire tutti, perché tutti siamo agrigentini, anche coloro che per vocazione sono stati chiamati a servire questo territorio, tutti siamo agrigentini. In molte cose è vero quello che ha detto il nostro Don Brando, che chi viene da fuori, anche perché è chiamato a offrire un vero e proprio servizio a questo territorio, è chiamato ad amarlo. A noi che ci siamo nati, forse ogni tanto siamo presi da quella assuefazione della negatività o del dire tanto non cambierà mai nulla, che cosa possiamo fare, ci abbiamo tentato molte volte, invece dobbiamo dire desidero ritentare, desidero fare qualcosa. Prossimo appuntamento il 6 aprile in prefettura per discutere sulle dinamiche relative alla questione dei rifiuti in provincia.